Buongiorno a tutti. Oggi siamo a Mori, una piccolissima località vicino a Rovereto, e questa è la Montecatini Alumetal, una fabbrica nata e costruita tra il 1927 e il 1928 per la lavorazione dell'alluminio. Questa fabbrica è gigantesca. Uso spesso il termine gigantesco, ma questa volta vi posso garantire che è gigantesca. Quello che vedete, che finisce circa 300 metri più avanti, è il secondo edificio per grandezza, perché ce n'è uno lungo circa 500 e uno un po' più piccolo di questo, 150-200. Questo dalla visione aerea. Ho preso le dovute informazioni e adesso siamo qui dentro. Questa è una fabbrica, signori, bellissima, e all'epoca era all'avanguardia. Pensate che da tutta Europa venivano a vedere questo stabilimento. E sapete perché? Perché aveva una caratteristica unica nel suo genere al mondo, e sicuramente in Italia, oltre che al mondo. Questa fabbrica era autosufficiente di energia elettrica perché è stata costruita sull'alveo del fiume Adige. Il fiume Adige è stato non deviato, ma è stato costruito un canale di circa 2,5 km che porta l'acqua in una centrale idroelettrica a bassa caduta. E questa centrale idroelettrica alimentava l'intera fabbrica. Parliamo del 1927, quindi fantascienza per l'epoca. Pensate che da tutta Europa e anche dal mondo venivano a vedere questa fabbrica, un gioiello. Era stata voluta fortemente all'epoca anche per motivi politici, perché era stata costruita appunto su una delle terre redente riprese dopo la prima guerra mondiale e come potete vedere è veramente gigantesca. Allora, l'unica cosa che purtroppo vedo è che non si può salire sopra, non vedo modo di salire. Sono stati fatti dei lavori, o meglio sono stati tagliati dei pezzi dove probabilmente c'erano le scale, forse per questioni di sicurezza, perché vedete che qui comunque noi dove possiamo, la torcia qui non serve, dove possiamo andiamo. E come potete vedere è costruita letteralmente nella montagna, perché qui dietro c'è la pietra e qui, come potete vedere, anche qui c'è la pietra. È stata incredibilmente costruita nella montagna, una cosa fantastica per l'epoca, fantastica, avveniristica come si dice. Adesso vediamo di capire come orientarsi. Vi dico, il terreno è gigantesco, ha questi 3 edifici di cui vi ho parlato, ma oltre a questi 3 edifici, che probabilmente erano il vero e proprio cuore pulsante della fabbrica, ci sono altri edifici più piccoli, tipo questo, che probabilmente, dico io, potevano essere gli uffici piuttosto che la mensa. Ah, eccolo qua, di qua si sale, vediamo se dopo ci riusciamo. Bene, adesso abbandoniamo un attimo questo gigantesco edificio, il primo, appena entrati, e vediamo cosa c'è in questo. Come sempre sono entrato per una parte della rete mancante, quindi, come ribadisco, non ho né scavalcato né rotto nulla. Qui ci sono anche i sotterranei
soffitti molto alti, anche qui avvenivano delle lavorazioni, ovviamente non è né una mensa né altro, però comunque vediamo questo edificio. Adesso purtroppo l'hanno usato come deposito per i vecchi copertoni. Allora, ci sono delle scale, quindi noi prendiamo le scale. Beh, queste finiscono qui. Murales, però qui ho visto che c'erano quelle che portiamo al primo piano. Non qui, non qui, qui. Ecco qua. Ah, c'è anche il secondo piano, mi pare, sì. Va bene. Vorrà dire che andremo, guardate, i materiali, marmo. O comunque pietra naturale, molto bella. Pazzesco. Non si badava a spese. Questa fabbrica è stata abbandonata nel 1983 e quindi sono esattamente 40 anni che è abbandonata. Tenete presente che sarà un'escursione molto lunga. So che non è una zona militare, quindi per qualcuno di voi non sarà altrettanto interessante rispetto ad altri video, però comunque è un edificio fatto come si deve, perché gli edifici fatti in quel periodo, oltre ad essere belli, erano anche funzionali e soprattutto resistenti. E comunque è un edificio ricco di storia, ci sono molte cose da vedere qui intorno e cercheremo di vederle tutte. Se riuscirò ad accedere in tutte le aree della fabbrica, presumo che il video supererà sicuramente un'ora. Sicuramente supereremo un'ora di filmato. Mi attizza salire, perché non ce la faccio con l'attrezzatura. No, meglio di no. Devo stare attento a non farmi male oggi, perché sono qui ad accompagnare mio figlio e i suoi compagni di squadra a fare delle gare di nuoto e quindi devo anche riportarli a Venezia. Quindi eviterò, visto che la fabbrica è gigante, di prendere inutili rischi su certi posti per la gioia di mia moglie. Allora adesso usciamo da questo edificio, e questo pensate è uno dei più piccoli, usciamo da questo edificio, torniamo in quello gigantesco dove siamo entrati, arriviamo lì fino alla fine, e accendiamo la pila perché qui è buio, c'è anche una vegetazione imponente, anche perché qui comunque piove, c'è umidità, quindi non ci sono grossi problemi alla crescita di piante. Allora io vorrei vedere se riesco a salire su questa rampa senza rischiare nulla, perché ripeto, non ho voglia e non posso farmi male. Allora, se ho imparato bene la planimetria di questo luogo, l'edificio che ci troviamo davanti in mattoni è l'edificio lungo 150 metri, inizia qui e prosegue sulla destra, però vedo che è recintato. Io spero che si possa entrare, che non sia separato dal resto, perché onestamente sono venuto qui per farlo tutto. Mamma mia ragazzi, ma è profondissimo, ma quanto grande è? Ma è enorme, è enorme questo edificio, che va sottoterra. Adesso vediamo dove si può passare, perché inizio ad avere qualche piccolo dubbio su dove passare. Però ragazzi, è enorme, perché oltre a quello che vedete ci sono anche 1 o 2 piani sotterranei, è mostruoso, e quello è l'edificio quello più grande di tutti probabilmente, credo. No, è quello dietro,
quello si attacca a quello dietro. Allora sentite, facciamo così, seguiamo il sentiero e vediamo dove ci porta, sperando che non sia tutto chiuso, perché avevo capito che questa fabbrica era gigantesca, ma adesso che sono dentro mi rendo conto che è veramente, veramente grande. Qui c'è un altro edificio, ma onestamente guardate, se riesco a entrare negli altri, in questo non ci vado neanche, perché questo è piccolino. Lo scudo sabaudo, guardate che bello, non per tornare indietro nel tempo, guardate che bello, nel senso la fattura di questo oggetto. Esatto, la fattura di questo oggetto. Allora, io lì ho visto un'entrata, però voglio vedere se ce n'è una anche di qua, perché di là è un po' angusta per le mie dimensioni. Qui c'è un cancello aperto, qui c'è un fiume. E qui dove cavolo si va? Allora, questa potrebbe essere la centrale idroelettrica, mi sembra evidente, sperando che non mi cada giù il telefono perché non lo recupero più. Questa era la centrale idroelettrica, o almeno parte di essa. Pazzesco, pazzesco. Non avevano certo badato a spese, come vedete. Non avevano certo badato a spese. Allora, io dovrei essere di là di questo ponte, ma questo non è un ponte, non si passa. Cioè, si può camminare in bilico lì sopra, ma ripeto, non voglio rischiare nulla. Quindi adesso torniamo indietro e vediamo di passare per quel passaggio angusto che avevo visto prima. D'altronde a me basta entrare, non importa come, cosa. Pensavo che la cosa più difficile fosse entrare nell'area, invece sono entrato nell'area facilissimamente, però non è per niente facile accedere a tutti gli edifici, non è per niente facile, per niente. Allora io, prima di provare a entrare di qua, vorrei vedere cosa c'è qui, e mi incuriosisce questo passaggio, perché tutti penserebbero ad andare dritti, ma io invece penso a girare a sinistra e non andare dritto e vedere dove arrivo. E infatti guardate, sono arrivato di là del ponte, o di là della chiusa per meglio dire, visto che non è un ponte. Sono arrivato di là della chiusa e qui c'è la porta aperta. Buongiorno, buongiorno, sperando che si possa accedere anche ai piani superiori. Guardate che roba, ragazzi, guardate che roba. Questa è scavata nella montagna, dentro la montagna. Starò molto attento, a parte che è cemento armato, piastrelle, la costruzione è sana, perché si vede che è sana, e quindi non sono preoccupato, però non guarderò sempre la videocamera per evitare possibili incidenti, cercherò comunque di tenerla dritta per farvi vedere tutto. Qui potete vedere c'è uno strapiombo di 6-7 metri, ma ci sono le scale per scendere, scale che io, come vi ho detto prima, non farò, perché non ho voglia di rischiare, farò cose più semplici, tanto ripeto, la fabbrica è talmente grande che non ci annoieremo, sperando, ripeto, di riuscire a entrare ovunque. Allora, adesso, se questo piano, allora, e siamo sopra il piano di prima, però a lato, perché era di là dove siamo entrati, ma nessun problema. Il problema è passare di qua, perché la fabbrica continua di qua, ma io non trovo una porta che porti di qua. Non vorrei che fosse un altro edificio. Se è un altro edificio separato,
mi tocca fare i salti mortali. Mi tocca fare i salti mortali per arrivare di là. Pazzesco, qui c'è da perdersi. Qui c'è da perdersi, è enorme. Ah, qui non si passa da nessuna parte. Qui andiamo sopra, proviamo. Magari sopra c'è un passaggio per andare di là. Non credo proprio. Però noi andiamo fin sopra, dove vedo sicurezza. Io salgo. Noi dobbiamo andare in quell'edificio enorme che c'è di là. Vietato uscire. È una battuta, evidentemente. Allora, ditemi che è aperto. Sì. Allora, questo è il terzo piano, sempre uguale a quello. Vediamo se si vede anche sotto tutti e tre i piani. Eccoli là. Allora, proviamo ad andare di qua, stando attenti, perché qua c'è ferro, dove c'è ferro c'è ruggine, e dove c'è ruggine ci si ammazza. Allora noi dobbiamo entrare in questo edificio che abbiamo davanti. Vediamo se riusciamo a farlo dal tetto. Vediamo se riusciamo a farlo dal tetto. Qui sembra che abbiamo fatto un camminamento, quindi mi lascia ben sperare che si possa arrivare da qualche parte. No, 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 stanno facendo dei lavori qui. Qui stanno facendo dei lavori. Qui stanno facendo dei lavori. Mamma mia, ragazzi. È da fidarsi. È da fidarsi sicuramente. Queste sono impalcature recenti, quindi noi ci fidiamo e scendiamo di qua. Ma strano però, perché non avevo indicato che ci fossero dei lavori. Scale molto delicate, molto piccole, io ho i piedi molto grandi, molto grandi. Va bene, la cosa importante è che dopo mi ricordi come uscire, perché non sarà mica semplice uscire. Qui si può uscire, o mi hanno chiuso dentro? No, non mi dite che sono chiuso dentro, mi tocca tornare su. Cioè sono chiuso dentro, ma io, come sempre sapete, io non sforzo nulla, quindi se è chiuso io torno su, io non voglio forzare niente, però mi sembra impossibile. No, no, ecco qua, ecco qua, ecco qua. Allora, quello è il primo edificio che abbiamo fatto, se non mi sbaglio, fatemi capire. No, 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 no. Allora, miseria, questa credo fosse la centrale idroelettrica, presumo, perché c'è il fiume qui. Pazzesco, pazzesco, che edificio, ragazzi, che edificio. Sono sceso da là sopra, non male, dai. Allora, questo è il secondo edificio, quello intermedio. Il primo è quello da circa 300 metri, questo a occhio e croce gliene do 120, 150. E questo, guardate che roba, da lì in fondo a lì in fondo, questo è lungo veduta aerea tra i 400 e i 500 metri, tra i 400 e i 500 metri di edificio. Pensate quanti operai lavoravano qui. Io credo che fossero più di 1000, perché è veramente enorme, veramente enorme. Adesso attraversiamo questo edificio e qui ce n'è un altro. Questo è uno degli edifici piccoli e lì ce ne sono altri di piccoli. Pensate, questi sono piccoli, pensate cosa vuol dire. Pensate
quelli grandi, eccolo qui si vede la grandezza, guardate che roba, lì sono 150 metri fino in fondo, e lì quanti ce ne sono, altri 300? Sono 450-500 metri, mostruoso, mostruoso. Va bene, siamo entrati e adesso proviamo a vedere cosa troviamo qui dentro. Qui si vede che qualcuno ha lavorato, qui ci sono delle scale, puzza di catrame. Andiamo sopra. Dai, andiamo sopra, la scala sembra sicura. Cigola, speriamo bene. Mamma mia, pavimento di legno, ragazzi. L'ultima volta che ho camminato su un pavimento di legno ho rischiato di morire. Non so se avete visto il video dove stavo per cadere giù dal ponte. Allora, qui ci sarebbe un'altra scala, si poteva andare ancora sopra. E qui è finito, quindi proviamo ad andare ancora sopra. Qui vedete è crollato il pavimento in legno, quindi le mie paure non sono tanto remote. Devo accucciarmi. Qui c'è l'alta velocità, ma questo non era un treno ad alta velocità, era un treno normale. Qui ci sono edifici normali, bassi, cioè stanze normali, tetti bassi, nulla di particolare. Io a questo punto tornerei giù e proverei a vedere di andare nell'edificio quello gigantesco per capire cosa c'è al suo interno. Visto che la gita è lunga, vi ricordo per l'ennesima volta una delle regole dell'Urbex, forse quella principale: non danneggiare nulla e non portare via niente. L'unica cosa che uno che fa Urbex può portare via sono le immagini, e come dico sempre nel mio caso i filmati, perché io non faccio foto ma faccio video. Pazzesco, è enorme, enorme, enorme. Io non so se ci siano degli operai al lavoro, però oggi è sabato, quindi potrebbero non lavorare. Se mi trovano dentro gli spiegherò. Non sto facendo niente di male, anche se, come sempre, io non sarei autorizzato a entrare qui. Il fatto che si trovi una porta aperta non vuol dire che uno può entrare. Però io volevo fare un piccolo documentario, che non sarà tanto piccolo forse in questo luogo, perché è peccato non avere una testimonianza. In internet ho visto delle foto di questo luogo, perché ovviamente dalla gente del posto sarà molto ambito entrare qui, come dei tossici e degli extracomunitari magari per dormire, ma io ripeto, io ci entro solo per fare i video. Questa forse è una bilancia, non lo so. Mamma mia ragazzi, che caldo. Poi la tensione di aver fatto quelle scale, sono sudato bombo. Allora, cerchiamo di capire. Allora, qui c'era una rampa con la quale arrivavano gli automezzi, i camion, per portare il materiale e portare via il prodotto finito. Mamma mia ragazzi, che opera imponente. Che opera imponente, pazzesca. Allora, qui si può salire fino in alto, sì, si può salire fino in alto, però andiamo prima al piano terra. Eccolo qua, è uguale a quell'edificio, è il primo dove siamo entrati, quello lungo 300 metri, soltanto che questo è quasi il doppio ragazzi, c'è una cosa, è mostruoso, è mostruoso, mostruoso. Mostruoso. Dopo andremo anche su quell'altro comunque, perché quell'altro lo abbiamo praticamente saltato. Adesso proviamo ad andare su
vedere dove si arriva. Qui comunque un po' hanno disboscato, quindi si vede che sono venuti per fare dei lavori. Mamma mia ragazzi, che caldo che ho. Uno direbbe sei a Rovereto alle 8:30 del mattino. Sì, è un caldo pazzesco. Poi ripeto, il camminare tanto, andare in luoghi comunque pericolosi che crea comunque della tensione. Sto morendo dal caldo. Allora adesso siamo sopra. Siamo sopra. Ecco qua, qui ci sono probabilmente nidi, perché vedo delle rondini. Una rondine non fa primavera, però è quasi estate. Noi proseguiamo di qua. Questo è l'edificio dove siamo entrati prima, però ce ne sono altri, cioè continua. Ce ne sono altri adiacenti. Questi sembravano dei garage per i mezzi, anche se sono tanto alte le porte. Non lo so, non ne ho idea, non sono esperto in materia. Come avete visto ho fatto il compitino questa volta. Mi hanno fatto notare qualche volta che non sono molto preparato sui luoghi dove vado, ma io vi ricordo sempre che a me piace entrare nei luoghi. Se sono a conoscenza del luogo e di tutti i particolari, meglio, ma se non ne sono a conoscenza non è che non ci entro comunque, perché il divertimento sta nell'entrare. Però questa volta ho fatto il compitino, visto che sono in vacanza qui 2 giorni, mi sono scaricato un po' di documenti. Allora io ho paura che arrivato in fondo a questo edificio mi toccherà tornare indietro, perché non troverò una discesa. Credo che sarà così. Ora qui ci sono altri edifici, come vedete, ci sono murales, quindi gente ne è entrata, ma non c'erano dubbi che la gente entrava in questi luoghi. Se ci sono entrato io che ho fatto 200 km, figurarsi quelli che abitano qua vicino. Io non so, ho visto che ci stanno lavorando, speriamo che abbiano un progetto, io dico di riqualificazione, però onestamente come fai a riqualificare un'area così? Cioè qui per ristrutturare ci vogliono, io credo che ci voglia 1 miliardo di euro per ristrutturare tutta questa zona, perché è immensa, è immensa. Stiamo camminando da 30 minuti e non abbiamo ancora visto tutto. Allora questo è l'ingresso principale, credo, da qui, perché porta alla strada, quella dove sono passato ieri, però non ho visto se c'erano cartelli di lavori, non ho fatto caso, o forse sì, forse ce n'era uno. Comunque qui vedete l'Adige, eccoci qua. Cosa vi posso dire? L'edificio continua ancora qui giù, pazzesco. Questa discesa ci porta giù? Sembrerebbe di sì. Allora sapete cosa facciamo? Prendiamo questa discesa, andiamo a vedere questo edificio qui e poi andiamo a vedere l'edificio che sta in mezzo tra i 2 grandi, quello più piccolo di tutti, che piccolo è una parola grossa, comunque sì, è il più piccolo, perché se uno è lungo 500 metri e l'altro 300, quello da 150 è piccolo. Io non so se qui ci sia qualcosa da vedere e come sia presa. Adesso provo ad andare anche a vedere uno di questi edifici, se si può entrare. Allora, lì vedo una porta aperta. Porte aperte all'Areno, mi dicevano nella pubblicità. Vediamo se qui si entra. No, beh, lì si entra sicuramente, la seconda. La prima ha un po' di piante davanti, ma la seconda è libera. Vediamo cosa c'è, ci sono anche delle scale per andare su. Molto bene, molto bene. Qui c'era una rete e come vedete qualcuno l'ha rimossa. Noi sfrutteremo il fatto che qualcuno l'abbia rimossa
Guardate che armadio che c'era qui. Frigorifero. Era una cella frigorifera. Un frigorifero gigante. Come preso al tetto. Qui guardate, guardate, hanno spaccato le canalette per prendere il rame. Pazzesco. Sono entrati qui dentro coi martelli, scalpelli, hanno rotto le canalette, hanno rotto il muro, trovato le canalette e tirato fuori i fili di rame. Pazzesco. Da non crederci. Da non crederci. Ho capito che il rame vale, ma quanto vale? E quanto ce ne può essere in una parete? Qui cos'era? Guardate. Legno. Lì una specie di fornello con la cappa. Wow. Questa era, poteva essere, come ho detto io, gli edifici più piccoli, questa poteva essere la cucina. No. Io ho esperienza di coltelleria perché sono appassionato. E questo, signori, è un forno di quelli per temprare l'acciaio. Sono fatti così i forni per temprare l'acciaio e superano spesso, anzi superano sempre i 1000 gradi. E qui ce n'è un altro diverso dal primo. Vediamo se riesco a inquadrarlo. Poi qualche mio amico coltellinaio mi darà una dritta. Questi sono forni per temprare l'acciaio. Wow. Ma onestamente, cosa tempravano qui? Io potrei pensare una cosa, che qui loro si autoproducevano gli attrezzi per lavorare e quindi serviva un tronchese, qualcosa, se lo producevano loro. Probabilmente è così, mi viene da pensare, perché cavolo, dei forni per tempra, tutto avrei pensato di trovare tranne dei forni per tempra. Profondità sui 40-50 centimetri, quindi gli attrezzi non erano attrezzi giganteschi. Vabbè, allora, qui siamo entrati più o meno, abbiamo visto interessantissimi forni per tempra, veramente interessanti. Li avevo visti solamente nei laboratori dei miei amici coltellinai. Allora, qui non c'è nessuno, nel senso che non vedo nessuno camminare. Ragazzi, sono a mollo. Fortuna che mi sono portato un cambio, perché sono veramente a bagnomaria. Io non so se è il caldo o se è la tensione del luogo, ma penso sia proprio il caldo. Poi ho lo zaino in spalla perché non volevo lasciarlo in macchina, anche perché dopo al ritorno metto tutto nello zaino e non ho più il gimbal in mano e posso camminare e anche salire le scale meglio. Allora, fatemi vedere. Allora, qui teoricamente c'è l'ingresso principale, da di là si esce e si entra. Qui c'è quell'edificio, eccolo qua, che inizia dove finisce quello gigantesco, dove inizia il più grande. Pensate che questo edificio è talmente grande, guardate quanto grande è un edificio, è alto come un edificio di 6 piani. E praticamente questa facciata che vedete qui, vedete questa facciata, si vede a 2-3 km di distanza dall'hotel dove dormivo, talmente grande. Allora, eccoci qua, entriamo anche qui. La poltrona in pelle. Allora, qui vedo macchinari elettrici. Io pensavo che questo facesse parte della centrale idroelettrica e non so se ho ragione. Io non me ne intendo, non sono così esperto da poter dire. Però comunque c'erano dei macchinari qui
vedo tubi, pompe, o meglio le pompe non ci sono più, però qui c'è il letto del fiume, quindi qui a destra. Beh, cosa vi posso dire? Io adesso proverei a tornare indietro e entrare nell'ultimo edificio, quello intermedio, perché questo edificio è parallelo con quello di 300 metri e poi c'è l'altro che compone quasi una Z, quindi sta in mezzo ai due di traverso. Lo potrete vedere sulla copertina del video appena la farò. E niente, mi sembra chiaro che qui è tutto finito. La luce la possiamo spegnere. Adesso cammineremo qui dentro fino a quando vediamo l'ingresso per l'altro edificio. Allora, ah no, ma c'è anche la stradina, perfetto. E allora, visto che c'è la stradina, noi seguiamo la stradina. Sembrava di aver visto qualcuno. Sì. Eccoci qua. Io credo di aver già fatto 5 km questa mattina. Dopo dovrò ritornare a fare quelle scale e dovrò ritrovare la strada per tornare a prendere la macchina. Non sarà proprio semplicissimo, però non avendo più il gimbal per fare i filmati, perché l'avrò finito, potrò usare il mio telefono principale per trovare la piantina e farmi guidare. Allora, vediamo dove stiamo andando. Allora, se avete un attimo di pausa vi faccio vedere, guardate qui, c'è riflesso. Allora, vedete l'edificio lungo, questo qui è quello che abbiamo qui davanti, questo è quello che ci manca, quello che fa la Z, e questo è quello dove siamo entrati. Quindi adesso proviamo ad andare in quello, ecco, quello che fa la gamba della Z che unisce i due edifici principali è quell'edificio che vedete lì in angolo in fondo, mentre quello qui a destra è quello dove è montata la scala che abbiamo sceso prima. Non avevo mai sceso una scala così, c'è sempre una prima volta. Comunque la scala sembra nuova, quindi è tutto ok. Allora adesso qui ci ritroviamo la scala sulla destra. Noi scesi dalla scala eravamo andati subito di qua a sinistra a vedere questo edificio e poi quelli dietro. Invece adesso andiamo a cercare un ingresso per quell'edificio lì di mattoni che vedete davanti a noi, praticamente alla fine di questo sentiero, sulla destra, in fondo a questo sentiero sulla destra. È un edificio che non è per niente piccolo, però non so come poterci arrivare. Comunque per me questa è la centrale idroelettrica, chiamatemi ignorante se volete, ma per me sembra tanto una centrale idroelettrica. L'acqua passava lì sotto perché se no non capisco cosa potrebbe servire. Allora qui c'è un ponticello su, perché questo ponticello potrebbe giustificare il fatto che quella sia una centrale idroelettrica. Se quella è una centrale idroelettrica, sotto il ponticello c'è il canale che è stato creato per alimentare la fabbrica. Oddio, questo ponte, signori, non mi ispira per niente. Beh, ma cammino sul ferro. Comunque eccolo qua, avevo ragione.
avevo ragione. E comunque vi posso dire che ci sono dei pesci giganteschi in questo fiume. Vediamo se riusciamo a inquadrarli. Allora, innanzitutto lì il fiume si interrompe perché è crollato tutto. Allora, lì non so se li vedete, qui sotto ci sono dei pesci ma piccolini, ma prima ce n'era uno grande che ha saltato. Vabbè, comunque non siamo qui per vedere i pesci, siamo qui per vedere questo edificio. Poi vediamo, perché magari da qui riusciamo ad uscire senza dover risalire le scale, perché onestamente quelle scale non mi entusiasmano per niente, ma proprio per niente. Allora, questo è lo stesso identico edificio, più in piccolo, degli altri due, praticamente. Io ripeto, non so come si facesse la lavorazione dell'alluminio. È evidente che qui lavoravano non meno di 1000 persone, visto che poi c'erano i cuochi, probabilmente per la mensa, gli uffici, gli impiegati della centrale idroelettrica, insomma, enorme. Allora, qui siamo arrivati alla fine di questo edificio. Andiamo all'inizio, vediamo cosa c'è. Vediamo cosa c'è all'inizio. Se all'inizio, come credo io, c'è un piccolo passaggio che avevo visto all'andata, evito di farmi le scale per tornare. Non mi fanno paura le scale, per carità, ma sono sudato. Forse sono anche i pantaloni lunghi, è che non puoi entrare qui con i pantaloni corti. La scorsa estate ho fatto urbex sempre con i pantaloni corti e avevo le gambe dilaniate. Quest'anno sono corso ai ripari, ho detto un paio di pantaloni leggeri ci vogliono, però io non sono abituato a mettere i pantaloni lunghi, è una cosa più forte di me. Io vivo sempre in pantaloni corti e quindi avere adesso i pantaloni lunghi con questo caldo è pesante, è pesante. Comunque vediamo dove siamo arrivati. Allora, qui c'è un'uscita da questo edificio, un'uscita dove? Allora, questi erano i mattoni che venivano appoggiati qua per camminarci sopra. Sì, sono stati tolti, ma io non capisco a che pro sono stati tolti tutti questi mattoni. Non capisco proprio il motivo. Cioè, era più sicuro quando era chiuso, a meno che non abbiano voluto toglierli perché pensavano ci fosse qualcosa sotto, tipo rame. So, dico io, Allora, qui non si sale e non si prosegue, quindi bisogna tornare indietro. Assolutamente. Non vedo un passaggio per salire. Non vedo un passaggio per salire. Però c'è un ponticello che porta di là. Sì, però non mi ispira proprio tantissimo. Eccolo qua il fiume. Allora, aspettate che mi libero le mani e mi tengo, perché l'ultima volta che ho fatto un ponte non è finita bene. No, qui si arriva dalla parte della gru, non voglio andare dove ci sono gli operai, cioè non ci sono operai, però c'è la gru, quindi non c'è nulla di interessante. Ci conviene tornare indietro per il ponte di prima. E comunque una fabbrica così avrebbe potuto trovare un impiego anche ai giorni nostri, perché signori, gli edifici, guardate che roba, cioè pensate, è stato costruito 96 anni fa, 96 anni fa, guardate il cemento armato, e non è neanche scrostato da vedere l'armatura interna, che se vai sulle case moderne o sulle strade, i viadotti, i ponti delle autostrade, delle strade, se li guardate, lo strato superficiale di cemento è scrostato
è caduto e sotto c'è il filo di ferro arrugginito, che poi la ruggine si propaga e fa crollare il ponte. E pensate che questo 96 anni che è qui, abbandonato, ed è ancora in perfetto stato di conservazione. Guardate i mattoni che sono stati usati, non si è mica andati a risparmio, Un'opera faraonica. Vedete qui la sponda del fiume artificiale, questa è una sponda e sotto la fabbrica correva il canale che adesso è stato interrato. Cioè, più che è stato interrato, io credo che tra i detriti che sono caduti e quelli portati dal fiume sia stato ostruito. Io sarei curioso di sapere se c'è qualcos'altro da vedere. Sapete cosa faccio? Provo a uscire un attimo qui e vedere se c'è ancora qualcosa da vedere. Se non c'è niente ci salutiamo. Comunque io spero che questo video vi sia piaciuto. Siamo andati alla scoperta di una storia nata 96 anni fa e finita 40 anni fa. Come tutte le caserme, come tutti i luoghi abbandonati, queste storie iniziano in maniera trionfale e finiscono nell'abbandono, nel degrado e nella tristezza, perché alla fine, qui siamo appunto, qui ci potrebbe essere un'azienda che produce energia verde per autoalimentarsi, che già lo faceva 96 anni fa, che 96 anni fa era fantascienza, adesso dovrebbe essere il must per ogni ditta, per ogni fabbrica, essere autosufficienti di energia green. No, è la moda adesso, ma è anche giusto seguirla dove ha senso seguirla. E qui purtroppo invece, qui è tutto abbandonato, qui è tutto finito, qui non c'è più niente, la storia è finita. La storia è finita. Sapete cosa faccio? Io provo ad andare su per questa rampa perché mi manca. Sì, mi manca questa rampa e quindi potrei arrivare in un posto che non sono stato. Visto che il video è comunque durato meno di quello che credevo, perché comunque gli edifici praticamente hanno tutti un solo piano, quindi non è che posso andare in giro per 5-6 piani. Io pensavo avessero più piani e invece no, hanno solo quei camminamenti sopra, quindi di conseguenza, anche se la fabbrica è gigantesca, se vogliamo è finita la visita, a meno che non troviamo appunto qualcosa qui di nuovo. Qui c'è l'Adige, come vi dicevo, vedete? Ecco qua le sponde del canale privato che era stato costruito, che scorre qui sotto la fabbrica. Vediamo dove arriviamo, perché potrebbe essere che riusciamo ad uscire di qua senza fare 12.000 giri. Questo è l'edificio di prima, vero? Sì, ma qui si è al primo piano però, cioè si è sulla parte sopraelevata. Ecco, guardate che roba, guardate se vi dà l'idea, guardate se non vi dà l'idea di maestosità, guardate che roba. Io dico che sono 500 metri circa, enorme, se sbaglio sono 450. Maestoso questo edificio, guardate i mattoni forati che sono stati usati, pazzesco. Allora da questa porta da questo sentiero si dovrebbe uscire, presumo. Se si riesce ad uscire mi risparmio un giro per le montagne russe, però ripeto non ne sono sicuro. Comunque vedete come è fatto qui il pavimento, la pavimentazione, guardate, è tutta in San Pietrini, come si usavano una volta. Guardate che restauro, che consolidamento che è stato fatto della montagna. Guardate che roba, guardate che opera, pazzesco, pazzesco.
Io non so dove si finisca qui, però da qualche parte si finisce. Sapete che forse ho capito dove sono arrivato? Sono arrivato dietro il secondo edificio che abbiamo fatto. Qui ho risparmiato le scale e tutta la rottura di scatole a ritorno. Oh no, no, questo è l'edificio grande. Questo è il primo edificio grande. Abbiamo fatto il giro completo, perché noi appena arrivati siamo andati di là. Abbiamo fatto tutto il giro e siamo ritornati qua. Pazzesco, vedete? Cemento e montagna. La fabbrica è stata proprio incastonata come un diamante nella montagna. Oddio. Guardate, mi manca quella scala lì. A questo punto le ho fatte tutte. Faccio anche questa. Mi manca questa scala qui e dopo ho finito. Beh, alla fine io credo che molti di voi si siano divertiti anche se questa non era una base militare, perché è veramente un edificio bello, storico e interessante. Guardate che roba, qui c'era anche una specie di fontana. Forse potevano bere gli operai, non lo so. Non lo so, non ve lo so dire. Non ve lo so dire. Pazzesco. Questo edificio è enorme, perché è enorme, signori. 100 metri di là e altri 200 di qua, sono 300 metri, ma rispetto a quello di prima che abbiamo inquadrato poco fa sembra un bambino piccolo, il figlio piccolo dell'altro edificio. Pazzesco. Lì c'è un'apertura. Siamo arrivati fino a qua, proseguiamo gli ultimi 150 metri, vediamo cosa c'è in quell'apertura e poi vi saluterò. Vi ricordo come sempre di mettere mi piace a questo video, ovviamente solo se vi è piaciuto, però vi posso garantire che ho sudato 7 camicie, ne ho una sola addosso di camicia, ma ne ho sudate 7 in un colpo solo. Ho sudato 7 camicie per fare questo video, è stato veramente pesante. C'è un'afa qui tremenda, un'afa tremenda. Vi chiedo anche di seguire il mio canale YouTube diventando follower. A voi non costa nulla, per me invece è un contributo per andare avanti e fare nuovi video e non fermarmi mai. E poi vi chiedo anche di condividerli con gli amici, farli vedere agli amici, girarli su WhatsApp, su Facebook. Più gente guarda i miei video, più visualizzazioni faccio, qualcuno potrebbe dire più guadagni. Allora, la questione guadagni fa molto ridere, allora vi dico che il mio guadagno medio su YouTube è 80 centesimi al giorno. Quindi se qualcuno pensa che io lo faccia per denaro, può aver già capito che non è così. Io guadagno 80 centesimi al giorno, col guadagno di 2 mesi e mezzo mi pago un'escursione. Quindi è ovvio che non lo faccio per soldi, l'ho sempre fatto per passione. Però ovviamente i video vanno caricati su YouTube per essere condivisi con tutti. Signori, eccolo qua, l'edificio piccolino, è solo 300 metri. Dalla Montecattini Alutec di Rovereto, Mori, frazione di Rovereto, vi saluto, vi auguro buona giornata e al prossimo video.